Dimenticato lo stop interno con l'Ilva Maddalena, la Nuorese vuole tornare quanto prima alla vittoria. L'obiettivo è quello di chiudere definitivamente i conti col campionato e festeggiare il ritorno nel massimo torneo regionale. L'eccellenza è infatti la categoria minima per una città capoluogo di provincia come Nuoro e per una società che ha il blasone della Nuorese. Non occorre certo ricordare che appena 6 anni fa i verdiazzurri hanno sfiorato l'accesso in quella che allora era considerata la terza serie nazionale, la C1. Senza voler tornare indietro ai trionfi del passato, occorre guardare con fiducia e speranza a quanto di buono sta facendo la squadra in questa stagione, che può essere considerata come una sorta di anno zero. Quello della rifondazione per vedere se è possibile arrivare almeno ai vertici regionali del calcio. I verdiazzurri guidano la classifica del girone B di promozione dall'alto dei loro 53 punti, conquistati grazie a 16 vittorie e 5 pareggi. Un margine di 11 lunghezze di vantaggio sul Valle d'Oria, secondo in classifica. La formazione allenata da Gianni Coccone ha le mani sulla vittoria finale, anche se da qui alla fine deve evitare altri cali di concentrazione come quelli registrati con l'Ilva. I prossimi appuntamenti contro Codrongianos e Valle d'Oria da questo punto di vista sono cruciali. Riuscire a mantenere invariato il vantaggio sulla seconda in classifica o addirittura incrementarlo sarebbe fondamentale. I verdiazzurri in questi 2/3 di stagione hanno dimostrato di avere gli strumenti tecnici e tattici per andare a vincere su qualsiasi terreno. Fu proprio la vittoria sui giallorossi sassaresi a dare il via a quell'entusiasmante filotto di 14 successi consecutivi che hanno dato la svolta alla stagione della Nuorese. Ricominciare a vincere sarebbe la migliore risposta per spegnere le speranze di chi, come il Valle d'Oria, in cuor suo, aspetta ancora un crollo dei verdiazzurri. Siamo al momento topico del campionato, queste sono settimane decisive. Serve la Nuorese cinica e spietata che ha ammazzato il campionato per spegnere le ultime velleità di rimonta dei rossoblù sassaresi.